Non siamo tanto contenti in questo momento perché abbiamo appreso nei giorni scorsi, un paio di giorni fa, che verrà messa in secca la roggia Cividina, che è l'unico corso d'acqua che permette agli agricoltori di fare quel poco di irrigazione di soccorso che c'è che si può fare nella sinistra torre. E poi c'è anche il problema dell'ambiente, che se ci sarà una chiusura di questa roggia, che è una chiusura semplicemente perché ovviamente ci sono delle carenze idriche e l'acqua viene dirottata sulle due rogge di Palma e di Udine, no? Perché quelle hanno i consorziati e quindi hanno questa sorta di diritto di prelazione che noi contestiamo fermamente. Siamo rimasti un po' basiti, nel senso che non c'era questa urgenza, per cui chiediamo venga rinviata la chiusura. Siamo molto preoccupati di questo, anche perché c'è una necessità che l'amministrazione regionale metta in campo risorse attraverso proprio il consorzio di bonifica per riqualificare il corso della roggia Cividina, per impermeabilizzare il corso d'acqua in sé e per creare anche dei piccoli bacini di contenimento, perché altrimenti la nostra agricoltura andrà a morire e quindi andranno anche a sparire tanti posti di lavoro in cui tante famiglie hanno il loro reddito. Per cui una cosa che ci preoccupa moltissimo, noi facciamo un appello alla Regione, ovviamente chiediamo al Consorzio di rallentare un attimino questo programma di riduzione prima e di chiusura dopo della roggia Cividina, perché anche dal punto di vista ambientale ci sarà un impatto notevole anche sull'ecosistema, perché lì c'è un ecosistema molto interessante, molto importante. D'altronde la roggia serve Povoletto, serve Remanzacco, poi va giù a Butrio fino ad arrivare a Manzano, quindi un territorio che ha delle grosse criticità.